In un Veneto che ha a livello nazionale il maggior numero di turisti, 73 milioni di presenze all'anno, c'è ora anche il primato della fiera turistica in Italia del 2023. Il calendario pone infatti a livello prioritario la Fiera dell'Alto Adriatico, giunta all'edizione numero 52, prevista dal 29 gennaio al 1 febbraio prossimi al Pala Expomar di Caorle. Uno slot anticipato rispetto agli anni precedenti per dare un segnale forte di presenza e di importanza di questo appuntamento, sempre molto atteso. Si registra il ritorno di grandi aziende del settore alimentare e quelle di attrezzature e arredamenti che hanno di fatto già esaurito gli spazi del palazzo espositivo, che può contare 700 metri quadri in più ricavati con una tensostruttura collocata a ridosso dell'impianto. Lo staff organizzativo sta ultimando gli ultimi dettagli sui contenuti. La Fiera dell'Alto Adriatico infatti tradizionalmente rappresenta, oltre che una vetrina per il comparto turistico, un importante momento di incontro e di confronto sui temi più sentiti per il turismo stesso, ma anche occasione di crescita per gli imprenditori e i giovani. Ci saranno convegni, ha spiegato il presidente di Venezia Expomar Caorle Raffaele Furlanis, fra cui uno imprescindibile che, curato da Federalberghi, dovrà affrontare il delicato tema della crisi energetica. Ampio spazio è previsto per la creazione di momenti di crescita con professionisti stellati e comunque ben qualificati chiamati a simposi. La fiera vuole coinvolgere e preparare al meglio anche il mondo della scuola ed è previsto un concorso fra scuole alberghiere. Sarà un evento organizzato da Venezia Expomar Caorle, Associazione Isolana Albergatori e i comuni di Caorle e di Jesolo.